Allora, ritorniamo un po' su questa questione. Chi di voi due vuole prendere la parola così? Prego. Sì, allora agganciandomi al discorso che adesso faceva il mio collega, io suggerivo anche per i telespettatori che comunque abbiamo gli uffici a disposizione per dare le prime informazioni. Quindi uno che venga con tutti i suoi documentini, beh, Sì. basta il codice fiscale se non sbaglio, no? Sì, sì, basta col Quindi, documento d'identità, il codice fiscale, cerchiamo di... Allora, per quanto chiarire. riguarda la quota 100, entriamo nel sito dell'INPS e diamo già una proiezione per vedere, che dopo entreremo nel merito anche per capire il prevedibile, che non è una penalizzazione, però uno andando un po' in pensione prima ha un importo un po' inferiore, dopo lo spiegherò. Però stavamo parlando ancora del reddito di cittadinanza. Allora, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, dobbiamo avere un ISEE non superiore a 9.360. Questo è uguale sia per la pensione, sia sicuramente per il reddito di cittadinanza e anche per la pensione di cittadinanza. Poi dobbiamo avere il patrimonio immobiliare, escluso la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro. Esclusa, quindi la casa di Esclusa abitazione. abitazione, sì. E anche qui, questi giorni stavamo ragionando come scorporarla, perché nel patrimonio immobiliare, quando uno può avere delle pertinenze, era da capire le togliamo, non le togliamo, e da capire anche questo. E nell'ISEE va dentro. Servirà una circolare esplicativa per come fare questo conteggio, perché venire l'ISEE ha un percorso, cioè l'ISEE è il DPCM 159 del 2013, quello è, e quello non si tocca, va fatto con dei canoni. La casa abitazione va messa, poi va tolta una franchigia, quindi viene imputata la casa. Quindi non è vero, cioè, allora, non è detto che uno debba essere in affitto, potrebbe avere anche la casa di abitazione. Sì, certo, certo. Assolutamente. Ok, quindi ci può rientrare. Certo. Però ecco, cambia. Cambia, è più risicato. Poi c'è il limite del patrimonio immobiliare che non deve superare i 6.000 euro. Anche qui poi ci sono, in base ai componenti, che magari più componenti, elevabili fino a 10.000 euro. Il patrimonio immobiliare sono i soldi che si hanno depositati in banco, in posta. E poi c'è un'elevazione se ci sono inabili. Insomma, ci sono questi paletti. Quello che a noi, che in questi giorni abbiamo visto, c'è il quarto palletto, perché ne ho detto 3, giusto? ISEE 9360, che apparentemente uno magari con le scale di equivalenza della legge per quanto riguarda l'ISEE, magari può andare sotto i 9360, perché c'è una scala di equivalenza in base ai componenti familiari. Poi invece entriamo nel reddito familiare, cioè il quarto paletto. Il quarto paletto è che non si deve superare i 6.000 euro, 6.000 euro di reddito familiare. Annui, parliamo sempre di annui, rivalutati per una scala di equivalenza, che non è quella dell'ISEE, è un'altra, che sarebbe se un componente è per 6.000 da 6.000. Se sono due componenti viene rivalutato per 1,4, se sono tre componenti per 1,8, per un massimo complessivo di 2,1. Cioè, insomma, questa è l'elevazione massima. Per quanto riguarda invece la pensione di cittadinanza, questo limite di 6.000 euro viene elevato a 7.560. Quindi il primo paletto apparentemente sembra rientrarci due pensionati come valore ISEE. Però dopo, se guardiamo il reddito familiare, che non è altro che la coppia, la somma delle due CU, delle due somme delle pensioni a livello IRPEF, si supera. Quindi il quarto paletto ci esclude molti pensionati minimi. Questo l'abbiamo subito visto. Quindi è di supporto a chi è solo, sostanzialmente. Certo. Poi in sostanza c'è una componente legata al reddito, che può essere 6.000 o 7.560 per quanto riguarda la pensione di cittadinanza. Poi c'è un'altra quota legata a chi è in affitto. L'affitto è comunque elevabile di 180 per il pensionato e 360 per i cittadini. Ecco, preciso subito, se sono complicato a dare queste cifre, ovviamente cerco di dare delle prime nozioni di massima, però poi i nostri uffici sono in grado di guardare un po'. Premesso che ad oggi, però lo dobbiamo dire, però abbiamo solo la convenzione con l'INPS per fare l'ISEE, quindi noi facciamo l'ISEE, ma non siamo in grado di fare subito la domanda di pensione di cittadinanza. No, non siamo in grado, perché gli enti preposti a farlo saranno le poste e i CAF con una convenzione apposita. Quindi ad oggi... Quindi se una persona ritiene, in base ai propri calcoli, di rientrarci, eccetera, non può... Attualmente facciamo solo l'ISEE. Attualmente loro vengono in ufficio, stanno venendo,
tra l'altro anche noi abbiamo una banca dati, anche lì stiamo lavorando per quelli che sono già venuti nei nostri uffici. Noi il primo paletto, che è quello dei 9.360, lo stiamo già indagando e quindi stiamo già capendo. Infatti da una prima valutazione dei nostri archivi, quindi delle persone che si sono già rivolte presso i nostri uffici per far l'ISEE, abbiamo visto che alla fine stiamo parlando di circa un 10%. Però attenzione, 10% di tutti quelli che sono venuti, ma noi con queste valutazioni non riusciamo a entrare nello specifico, perché non l'abbiamo detto, ma c'è anche l'aspetto dei cittadini italiani rispetto ai cittadini, dico stranieri, nel senso che un cittadino italiano non ha problemi. Per i cittadini stranieri bisogna che abbia un permesso di lungo soggiorno, quindi che sia in Italia almeno da 10 anni, di cui negli ultimi 2 anni continuativo. Quindi anche qui noi con l'ISEE facciamo fatica a vedere questa cosa. Però ripeto, le stime che facciamo noi che potrebbero usufruire di questo reddito di cittadinanza siamo nell'ordine di circa il 10%. Stime. Valutazione legittima. Questo a livello regionale oppure livello ma nazionale? In generale, livello, dopo insomma i numeri sono quelli, quindi all'incirca siamo a livello regionale, penso. Sì, i dati messi nel sito del Ministero sono potenzialmente 5 milioni. 5 milioni di persone che possono accedere alla pensione di cittadinanza e al reddito di cittadinanza. Ma perché c'è un limite oltre il quale non ci sono più finanziamenti, quindi si dà lo stop, chi prima arriva meglio allora. Allora, questo è importante perché il decreto prevede le cosiddette clausole di salvaguardia. Cosa vuol dire? Questo è un paletto che hanno messo a livello proprio politico, ministeriale, che se si sfora, sì, se sono maggiori richieste. C'è la clausola di salvaguardia che dicono fermi. E cosa si fa? Cosa conviene fare? Perché qualcuno dice che dovranno reperire altre risorse. Sì, ormai quasi tutti si fermano di capitoli di spesa, come non so, per il provvedimento di precoci, per l'APE sociale, altri provvedimenti, c'è sempre un capitolo di spesa. Si fa la domanda e poi se si sfora si capisce e si può fare una variazione di bilancio. Tanto vediamo. Ecco, volevo dire un'altra cosa sempre a riguardo, perché noi parliamo di reddito di cittadinanza, che comunque è una misura per il contrasto della povertà, però è anche una misura per politiche attive del lavoro. Perché possiamo dire, si dividono, cioè, il concetto di questa manovra è sì andare incontro ai poveri, però trovare qualche misura per trovare lavoro a chi potenzialmente può lavorare. Quindi dopo, come conseguenza logica, ci saranno 2 cose da seguire: o un patto per il lavoro che verrà gestito dai centri per l'impiego, un patto di inclusione sociale che verrà gestito dai comuni. Anche qui perché bisogna capire, e formazione. Ci sono, per esempio, per il patto del lavoro, se almeno, questo è quanto dice il decreto, lo dico in 2 parole, se almeno un componente in possesso di uno dei requisiti, qui che adesso le sto dicendo, viene convocato entro 30 giorni al centro per l'impiego. Quindi 1, assenza di occupazione da non più di 2 anni, o un'età inferiore a 26 anni, o un beneficiario di NASPI o cessata entro 1 anno, o aver sottoscritto un patto di servizio al centro per l'impiego negli ultimi 2 anni. Se c'è un componente familiare all'interno del nucleo, si attiva subito la politica attiva del lavoro. La persona viene chiamata al centro per l'impiego per fare un patto di servizio, per cercare, e anche lì dopo ci sono le offerte di lavoro che sono state pubblicizzate anche in questi giorni dal ministro Di Maio, che se le vuole le dico anche in questa trasmissione. Allora, c'è una prima chiamata, anche qui sperando sempre che il lavoro si incrementa. Perché non c'è il limite massimo di età, perché alcuni hanno chiesto... Sì, fino a massimo 65 anni. 65. Parliamo sempre da 18 a 65 anni. Perfetto. Ovviamente... Facciamo un'ipotesi media, 55enne, non lo so, disoccupato da quanto tempo massimo disoccupazione? Da non più di 2 anni, perché in teoria se la filosofia, lo spirito della legge è questo: se uno è disoccupato da più anni è da capire perché non può andare a lavorare. Allora magari scatta un meccanismo che si prova a fare come un patto di inclusione sociale. Dopo, ovviamente quindi sarà il comune con i servizi sociali capire se questa è la potenzialità di lavoro. Allora si riattiva il patto del lavoro col centro per l'impiego. Cioè, sono due enti che
comunque dovranno comunicare. Ce la vedo dura, vabbè. Poi 55enne, da non più di 2 anni disoccupato, che comunque ha un reddito ISEE, perché qua è importante che sia ISEE, inferiore. Del nucleo familiare. Del nucleo familiare, quindi se 9,360. 9,360, quindi il coniuge deve essere disoccupato per una situazione analoga. Vengono calcolati i figli eventuali? Certo. Sì, certo. Quindi certo, i figli hanno un loro peso, vanno tenuti in conto. Che cosa succede? Dovrebbe ricevere? Allora, una comunicazione al centro per l'impiego. Si rivolge agli uffici e si fa il patto di servizio, si verifica se ci sono offerte di lavoro. Se viene fatta la prima offerta di lavoro, entro i primi 12 mesi, si può farla entro i 100 km, entro i 100 km di distanza. Quindi ci deve essere un'offerta entro un raggio di 100 km. 100 km. Che deve accettare? No, uno può anche rifiutarla. Viene fatta una seconda offerta, e la seconda offerta è 250 km. Ok? La terza e può anche rifiutarla. La terza offerta è comunque in tutto il territorio nazionale. Ovviamente si rifiuta le 3 offerte, viene meno l'importo che gli stanno corrispondendo come reddito di cittadinanza. Che cosa vi sentite di consigliare voi? Di accettare. No, vabbè. Dopo per 100 km sono spese, sono tanti. Ecco, allora, su questo cosa succede? Che il decreto, comunque quello che c'è scritto dopo, prevede che nel caso in cui uno accetta, per un periodo, mi sembra di 3 mesi, gli viene concesso lo stesso il beneficio del reddito di cittadinanza, che non prevede l'affitto, quindi solo la quota del reddito di cittadinanza, come integrazione delle spese, per, mi sembra, 3 mesi. E il datore di lavoro, se assume questa persona a tempo indeterminato, ha un beneficio anche il datore di lavoro sui contributi. Quindi c'è un'agevolazione, anche perché non si è parlato di questo aspetto del datore di lavoro che avrebbe... è chiaro che su tutto questo c'è tutto l'impianto che non è semplice da far funzionare, perché la parte dei centri per l'impiego saranno sicuramente molto chiamati in causa per far funzionare questa normativa, insomma. Sì, infatti, assolutamente. Allora, riprendiamo poi il discorso, andiamo intanto in pubblicità brevemente, tra poco.